Tamponi eseguiti dal 1° giugno dicono che il Covid colpisce con minore intensità, il virus si sta spegnendo, dice il coordinatore delle microbiologie del Veneto Rigoli, primario di Treviso. Prima serata senza sanzioni a Treviso con la nuova ordinanza che vieta di consumare alcolici fuori dagli spazi dei locali. Banco di prova nel weekend, i cittadini serve a evitare degrado, non assembramenti. Sono stabili ma gravissime le condizioni del campione Alex Zanardi, il pensiero e la vicinanza del governatore Zaia alla porta della sua casa di Noventa Padovana, fiori e messaggi. Spaccio in una pizzeria da sport di Silea, 34enne arrestato, droga trovata ovunque, trovati anche anabolizzanti con un listino prezzi. I residenti a Sant'Angelo a Treviso stanno raccogliendo le firme contro un piano di lottizzazione che vedrebbe la costruzione di un nuovo supermercato. Non solo lo stop del coronavirus, ma anche le troppe spese da sostenere in questi anni. Rischia di sparire lo storico palio dei mezzadri di Ponzano Veneto. Il lockdown ha fatto impennare l'acquisto di latte e formaggi, il dato dell'assemblea annuale dei soci della latteria di Soligo, che sta sostenendo i prodotti e i marchi del Cansiglio di Conegliano in crisi. Alcuni latrocoli rimangono incastrati all'interno di alcuni scarichi dell'acqua, il singolare intervento dei vigili del fuoco. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Treviso. Questa è la nostra prima pagina, i nostri titoli di apertura e apriamo immediatamente dando la parola al governatore Luca Zaia, perché oggi è stato presentato uno studio della comunità scientifica, anzi uno studio delle microbiologie del Veneto, di cui sicuramente la comunità scientifica non potrà non tenere conto. Da questo studio si evince che il coronavirus si starebbe spegnendo. Noi abbiamo pochissimi positivi rispetto al periodo passato e di questi positivi iniziamo a porci il problema se sono veramente positivi o sono dei falsi positivi, e questo dà il segnale che il virus sicuramente si sta spegnendo. Non più uno squalo, per usare le parole del presidente Zaia, ma un pesciolino. L'esame dei tamponi eseguiti dal 1° giugno a oggi dice che il Covid-19 ha perso di aggressività e di capacità di attecchire. Prova ne è che in un contesto a rischio come l'ex caserma Serena di Dosson il contagio si è fermato a 2 soggetti. Il virus è meno virulento e lo vediamo, cioè è una cosa talmente lampante, non abbiamo più pazienti che arrivano ricoverati, sicuramente circola meno probabilmente anche per quello che abbiamo fatto tutti quanti. Su 60.000 tamponi solo 210 positivi e di questi solo in 11 casi rintracciarlo in laboratorio è stato possibile entro i cicli di cosiddetta amplificazione del virus normalmente previsti. Per gli altri la ricerca è stata molto più difficoltosa e questo, secondo il coordinatore delle microbiologie del Veneto Rigoli, spinge a riconsiderare l'effettiva positività e soprattutto la contagiosità di questi soggetti. Riteniamo che probabilmente alcuni pazienti a cui noi diamo un risultato positivo in biologia molecolare al tampone, questi potrebbero non essere infettanti e potrebbero avere dei virus morti o dei pezzi di virus. Tracce rimaste a livello cellulare non più attive, dati preliminari, sottolinea Rigoli, da consolidare, ma di cui il Veneto è in possesso e il mondo scientifico deve tener conto e che permettono una possibile lettura dei prossimi mesi. Ci sono 3 possibili cose che succedono. Una, torna virulenta come prima, ma questo mi pare abbastanza difficile. 2, torna come è successo per l'H1N1 e come altri virus che sono diventati tra virgolette buoni e che fanno parte dei normali virus influenzali che tornano ogni anno. 3, potrebbe non tornare e seguire la strada della SARS, che tra il 2003 e il 2004 ha fatto quello che doveva fare e poi è scomparso. Novità sono in arrivo infine anche sul fronte della diagnostica. Si sta sperimentando un test multiplo per il prossimo inverno in grado di distinguere tra Covid e influenza stagionale. Allora andiamo insieme a vedere adesso i dati con la tabella che vi possiamo mostrare. C'è soltanto un nuovo caso positivo al Covid-19, è stato riscontrato nella provincia di Belluno. Per il resto tutte le altre province del Veneto non hanno nuovi casi, così appunto Treviso dall'inizio dell'emergenza ha
2.667 casi, dove sono invece in tutto il Veneto 19.239. Per quanto riguarda i casi attualmente positivi nel Trevigiano sono 130, i decessi sono stati 324, mentre i negativizzati, quindi le persone guarite, sono 2.213. Attualmente nel Trevigiano ci sono 229 persone in isolamento. E durante il punto stampa il presidente Zaia è tornato sulla questione mascherine, ma anche sull'Election Day. Dopo le dichiarazioni del dottor Rigoli sulla perdita di potenza del virus ad oggi, il presidente Zaia è tornato ad affrontare il tema delle mascherine. Il tema non è esorcizzare la mascherina e metterla sul banco degli imputati, il tema è di dire che la mascherina per un po' di tempo ce la dobbiamo avere in tasca, in borsa, da qualche parte. Se c'è un minimo di assembramento, indossiamola. Se riteniamo che il luogo nel quale stiamo andando abbia necessità, cioè se noi entrassimo in un ambiente dove c'è polvere in sospensione, ma c'è qualcuno che sta facendo spolverando, non so, c'è qualcuno al compressore che soffia uno scantinato e avete la mascherina del coronavirus, voi cosa fate? Ve la indossate e dite vabbè non sarà coronavirus ma mi riparo. Considerate che poi diventerà un elemento che utilizzeremo, no? Anche perché avremo una cultura rispetto all'assembramento che è diversa rispetto a quella che avevamo prima. Intanto continua la polemica tra Roma e Zaia sulla data delle elezioni. A tutt'oggi il governo italiano non ha fissato la data delle elezioni, questo deve essere chiaro a tutti. C'è la finestra ma non la data specifica al presidente, che ribadisce quanto sia fondamentale l'Election Day. Se il governo mi convoca l'Election Day il 27, vuol dire che io spreco 14 milioni di euro, non approfitto dell'Election Day, perché vi ricordo che l'Election Day che vuole fare il governo ci vuole mettere il referendum. Quindi non sarà solo un Election Day regionali e quel po' di comuni che andranno a votare, ma sarà un Election Day per tutti i comuni e per tutti i cittadini, perché c'è il referendum. Quindi per onestà dico che noi auspichiamo che l'Election Day sia il 20. Ovvio che se questi ce la mettono il 15 di dicembre, noi a questo punto convochiamo il 20 di settembre. Ed ora andiamo a Treviso città, è stata emanata l'ordinanza, un'ordinanza che è andata al banco di prova la scorsa notte, ma insomma la vera prova sarà questo weekend. Sentiamo il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Devo dire che il bilancio che possiamo tracciare dalla prima serata, cioè ieri sera, è assolutamente positivo. Quindi abbiamo potuto verificare nuovamente una grandissima collaborazione anche da parte dei gestori. Chi non rispetta la nuova ordinanza del Comune di Treviso in vigore fino al 29 giugno rischia una multa fino a 3.000 euro e nel caso di un gestore la sospensione dell'attività per 5 giorni. È stata firmata dal sindaco dopo le situazioni di assembramento che si sono verificate in centro storico nelle piazze a tarda sera. Da ieri per 10 giorni non sarà più possibile consumare bevande alcoliche fuori dal luogo di somministrazione, ovvero i plateatici. Un banco di prova che in sostanza serve a fare un passo indietro dopo il liberi tutti di quel famoso 18 maggio. L'intenzione però rimane quella di ritenerla un'ordinanza a tempo determinato. Era inutile adottare un provvedimento molto più ampio nel tempo, quindi prolungato nel tempo, 10 giorni, dopodiché il sindaco, che ricordiamo essere l'autorità sanitaria locale, valuterà i risultati di questa ordinanza e poi deciderà sul da farsi. Nessuna violazione è stata registrata ieri, l'ordinanza attende il giro di boa del weekend. Sul territorio, in centro in particolare, continua la collaborazione tra forze di polizia. Se noi verifichiamo tutti i controlli che sono stati fatti da fine febbraio fino ad oggi e parliamo di circa 15.000 persone controllate, devo dire che il numero di sanzioni che abbiamo elevate sono lo 0, qualcosa. Quindi che cosa significa? Che veramente la maggior parte, la stragrande maggioranza dei trevigiani ha osservato le regole. Allora sentiamo tra ventori e baristi come è stata accolta la nuova ordinanza. Secondo me è stata fatta solo per un attimino di ordine della città, magari c'era tanta gente in giro con bicchieri e bottiglie, ma non penso insomma che sia un punto a sfavore per i locali. Insomma, chi lavorava prima lavora anche adesso, basta stare a bere qua e controllare un attimo di più. Se fosse per me che sto a casa da quell'orario là sì, però per i giovani penso di no, insomma, hai capito? Se metto dalla mia parte no, però dalla parte dei giovani mi sembra ingiusto, insomma. Io penso che sia una cosa buona, in quanto la gente qui la sera, specialmente tutti i luoghi di raduno
nel centro di Treviso, c'è una bufera di gente che va a destra e a sinistra e nessun controllo. Insomma, se c'è la pandemia, questa gente come fa a uscire di questo qua? Bisogna rispettare un po' le norme. No, come cosa ci sta, è giusta per me. Se no si formano assembramenti all'interno che non vanno bene. È per evitare gli ma allora stanno facendo il contrario, perché a quel punto la gente mi si ferma sul plateatico e mi si assembra qua davanti, cosa cambia? E io prendo la multa? Da una parte lo trovo anche giusto per evitare gli assembramenti, perché se le regole sono queste è giusto che vadano rispettate. Però avete paura che vi penalizzi? Sì, questo sì, avevamo paura che effettivamente ci penalizzi da una parte sicuramente. Noi cerchiamo appunto di rispettare le regole e ci atteniamo a questo. Il decoro soprattutto, perché non... Cosa accadeva? Lasciavano in giro bicchieri, bottiglie, si possono trovare vetri dappertutto, quindi magari si riesce un po' a limitare. Perché la gente o la gioventù non ha nessun ritegno. La mascherina la indossa, come no, comunque lo trovo giusto. Siamo ora all'incidente al campione Alex Zanardi, la situazione è stabile ma molto grave, potrebbero esserci dei problemi alla vista, questo è quello che dice l'ultimo bollettino medico, vi facciamo vedere il video prima del dramma. Ciao, sono qua con Enrico, siamo arrivati a Brolio. Ci hanno dato un bellissimo pensiero, il cuore del nostro paese. L'ultimo video su Instagram prima della staffetta, prima del drammatico incidente sulla sua handbike all'altezza di Pienza. Affrontava quella prova con il consueto entusiasmo Alex Zanardi. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Grazie a voi. Siete nel nostro cuore, Via che la strada è lunga! E lunga rischia di essere anche quella verso la ripresa. L'ex pilota di Formula 1, sottoposto nelle scorse ore a un delicato intervento neurochirurgico, è in coma farmacologico all'ospedale di Siena, dove è arrivato con un serio trauma cranico e facciale. Le sue condizioni sono stabili ma gravissime. Per lui, veneto d'adozione, la vicinanza del presidente Zaia. Spero veramente che ce la faccia. Lui è una fibra forte, spero che ce la faccia. Penso che sia un in bocca al lupo collettivo, penso che non ci sia un cittadino italiano che non provi simpatia per Alex Zanardi. L'incidente nel 2001, la perdita delle gambe, la seconda vita da campione di handbike, i successi paralimpici. Si è raccontato così Zanardi lo scorso novembre a Padova. Io so di essere un uomo fortunato che al di là di tante belle esperienze, in verità in questi primi 50 anni erotti di vita, gliene ha infilate davvero un numero incredibile. Ecco, e questa è la cosa più stupefacente, quante cose diverse sono riuscito a fare nella vita anche grazie a ciò che mi è successo. Il manager degli sportivi, il trevigiano Andrea Vidotti, l'ha incontrato a casa sua a Noventa Padovana lo scorso autunno. Una persona, un esempio per tante persone. Mi viene in mente la frase che lui ha detto dopo il famoso incidente in cui perse le gambe. Quando mi sono risvegliato ho pensato a quello che mi è rimasto, non a quello che ho perso. Questa è la filosofia che può spiegare bene il personaggio Zanardi. Tornano alla mente le immagini dell'arrivo alla Venice Marathon del 2012, in cui Zanardi, che partecipava con l'amico Francesco Canali, malato di SLA, gli fece superare il traguardo scendendo dall'handbike e spingendolo a braccia. Uno capace di tutto, Alex, capace di spostare il limite sempre un po' più in là. E come farlo l'ha spiegato con la metafora dei 5 secondi. La metafora dei 5 secondi significa questo: chiudi gli occhi se serve, ma tieni duro, prova a tenere duro altri 5 secondi, è chiaramente una metafora, ma alle volte accade di riaprire gli occhi e scoprire che ti stava di fianco l'avversario ideale che tentavi di battere è effettivamente rimasto indietro e che quindi valeva davvero la pena farlo quel tentativo. Schianto frontale tra due automobili nel pomeriggio a Istrana, ci sono 4 persone ferite soccorse dai sanitari del 118. Non sono comunque in pericolo di vita ma hanno riportato ferite di media entità. 3 ambulanze e un'auto medica sono uscite nel pomeriggio. Sul luogo dell'incidente sono poi arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, la polizia stradale per i rilievi di legge. Ancora da chiarire le cause del sinistro. Ancora cronaca perché il titolare di una pizzeria da sport di Silea è stato arrestato per spaccio. Sentite.
Una pizzeria da sport con accessi da record, ed è stato proprio questo singolare via vai di clienti a tutte le ore ad insospettire più di qualcuno e a convincerlo a fare una segnalazione alle forze dell'ordine, un sospetto che si rivelerà fondato. Dopo mesi di appostamenti e osservazioni degli uomini della squadra mobile alla pizzeria da sport Arcobaleno di Silea, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio il titolare, un albanese di 34 anni. Probabilmente l'attività era usata come copertura dell'attività di spaccio. I poliziotti hanno sequestrato oltre 40 grammi di cocaina, 2.400 euro in contanti e 10 scatole di anabolizzanti di dubbia provenienza. La perquisizione ieri nel pomeriggio, sia nella pizzeria che nell'auto dell'uomo, poi nella sua abitazione. Il 34enne aveva nascosto nelle parti intime del cellophane contenente cocaina. Altra sostanza è stata trovata anche nel locale, nel retrobottega, 35 grammi ed un piatto con della cocaina e 2 cannucce per sniffarla. Nel cassetto accanto alla cassa 4 dosi già preconfezionate con 1 grammo di cocaina l'uno. Gli anabolizzanti invece sono stati trovati sotto al bancone con il relativo listino dei prezzi. Il 34enne è già stato portato in carcere, mentre il dipendente di 23 anni è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato. Il locale, in cui sono stati trovati scarafaggi e generi alimentari in cattivo stato di conservazione, sarà segnalato alle autorità sanitarie. Adesso con l'immagine andiamo a Sant'Angelo, dove i residenti stanno raccogliendo delle firme contro un piano di lottizzazione che vedrebbe la costruzione di un nuovo supermercato. I residenti sono sul piede di guerra a Sant'Angelo, in tanti si stanno lamentando delle decisioni prese dall'amministrazione per la variante al piano di lottizzazione Col di Lana. Se verranno effettuati questi lavori, ci hanno detto, il quartiere, già saturo di costruzione, amplierà la superficie commerciale del 149% e la volumetria del 201%. Da stamani e fino a martedì è iniziata la raccolta firme per cercare di bloccare questo cantiere dove è prevista la costruzione di un nuovo supermercato. La gente viene a firmare perché vuole contare e qui vengono tranquilli, convinti della scelta che stanno facendo. Chiedere all'amministrazione di annullare questa variante al piano regolatore. In poche ore i cittadini organizzati in banchetti hanno raccolto più di 200 firme. Dobbiamo far capire che nel nostro quartiere non devono aumentare gli spazi commerciali della grande distribuzione che vanno a penalizzare fino alla chiusura i negozi di vicinato, senza tener conto dell'incremento delle auto ed il conseguente inquinamento. Abbiamo bisogno di più verde, meno supermercati, ci bastano quelli che abbiamo, più relazioni, più tempo e più calma per dedicarci ad altro e possibilmente appunto che gli spazi vengano usati non per essere cementificati ma per respirare e dare vita a tutti gli esseri viventi. Adesso invece andiamo a Ponzano, dove rischia di sparire uno degli eventi che hanno reso davvero famoso questo comune, ovvero il Palio dei Mezzadri. Tra un mese Ponzano deciderà se si continuerà o meno ad organizzare il Palio dei Mezzadri, uno degli eventi di fine estate non solo del comune e dei 3 paesi, ma anche l'unica manifestazione con radici orgogliosamente contadine della cintura urbana di Treviso. Una decisione già presa intanto per quest'anno dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non fare il Palio, però l'Assemblea deciderà il 22 luglio cosa fare del Palio 2020. Diciamo perché non è morto, ma perché ci fermiamo, perché in questo momento in cui non sappiamo i nostri sponsor se hanno disponibilità. Già la scorsa edizione si sarebbe conclusa con il fiatone sotto il profilo economico e con le limitazioni attuali per il segretario è impossibile pensare di allestire qualunque manifestazione del genere. Il Palio lo facciamo la settimana prima che la gente vada a scuola, i ragazzi vadano a scuola. Rischiare non è il caso, gli assembramenti vuol dire sfruttare le tribune per un terzo, forse per un terzo, cioè ci sono tante componenti, gli allenamenti, noi, a parte il gioco della fionda, sono tutti giochi di contatto, quindi è molto complessa la vicenda. Con queste condizioni anche il Palio dei Mezzadri potrebbe essere l'ennesima vittima del coronavirus. Speriamo che il Covid si fermi qui, che non torni, come qualcuno purtroppo dice, potrebbe tornare in autunno. Proprio per questo noi vogliamo anche prevenire la salute dei ragazzi, la salute dei contraddaioli e perché no, che ci sia anche il pubblico che se lo possa godere, perché una cosa blindata sembra quasi di fare un Palio in prigione, non ce la sentiamo.
Ora andiamo a Pieve di Soligo, dove questa mattina c'è stata l'assemblea annuale dei soci di Latteria Soligo, una realtà che in quasi 140 anni di storia non aveva mai affrontato una situazione come quella legata al coronavirus, che a sorpresa ha fatto lievitare in maniera importante l'acquisto di latte e formaggi da parte delle famiglie trevigiane. L'esperienza del Covid come distribuzione mi pare che vi abbia premiato, almeno per quanto riguarda il prodotto direttamente al consumatore. Ma sulla grande distribuzione sicuramente sì, e sicuramente tutto quello che facevamo per l'Oreca, la pizzeria, vuol dire pizzeria, bar e ristoranti, no, veramente è stato qualcosa di devastante. E questa è la fotografia economica dei mesi del contagio, scattata dai bilanci della Latteria di Soligo, che alla soglia del solstizio d'estate ha tenuto forse l'assemblea sociale più singolare dei suoi quasi 140 anni di storia. Niente sala con le immagini dei fondatori del beato Giuseppe Toniolo, ma il moderno palazzetto dello sport di Pieve di Soligo, con soci in mascherina e adeguatamente distanziati, e dirigenza sul campo a descrivere il 2019, ma soprattutto le tendenze per questo 2020, che ha segnato dall'inizio del contagio un aumento verticale del consumo di latte, ponendo la Latteria di Soligo al primo posto in Veneto per il latte fresco e al terzo per quello a lunga conservazione. Però il Covid io spero che possa insegnarci a tutti, no, che se ce lo produciamo i prodotti, perché abbiamo visto le file delle persone che andavano a fare la spesa, no, anche per la questione come dovevano entrare o via dicendo, ma l'importante era avere il prodotto all'interno di quei supermercati. Per questo nelle linee di sviluppo della Latteria di Soligo c'è la distribuzione del latte nelle bottiglie di vetro e il sostegno alle altre imprese di settore, alle prese con costi di produzione sempre più alti e una distribuzione non adeguata. Ecco perché a fine mese è prevista la fusione con l'Agricansiglio di Fregona, mentre continua il sostegno alla latteria di Conegliano. Il futuro, secondo Bruniera, sta nella valorizzazione della produzione locale, sostenuta però da una forte struttura economica, dove il ruolo della cooperazione sia a difesa dall'interesse di grandi investitori esteri, dediti solo al profitto e non al territorio. Delegare la produzione agli altri solo perché costa poco, io credo non sia la strada giusta. Le cose bisogna che ce le facciamo in casa. Pubblicità, pochi secondi, poi ancora con le notizie. Eccoci ben ritrovati, oggi è la giornata mondiale del rifugiato, vi raccontiamo la storia di un giovane senegalese migrante che vive in uno scantinato nello sgabuzzino di un garage, di un condominio. Siamo a Vittorio Veneto, per quanto riguarda la sua storia purtroppo non c'è nulla da fare, ce la racconta il sindaco. Sono andato a fondo di questa storia attraverso i miei uffici dei servizi sociali e non è stato facile capire. Hanno provato in tutti i modi a offrirgli una vita normale. A 22 anni dice di essere senegalese, ha riferito un nome e un cognome che non esistono, potrebbe essere clandestino. Lo abbiamo cercato in una mattinata di pioggia, ma se n'era andato per tornare probabilmente in serata, come fa spesso. Da mesi vive in uno sgabuzzino sotto la rampa di questo garage. Nulla hanno potuto fare le forze dell'ordine, né i servizi sociali, né la Caritas. Non si sa cosa fare, no? Non è possibile fare niente, c'è il rifiuto assoluto di interloquire con chiunque e di stare alle regole o di accettare l'aiuto. Il comune di Vittorio Veneto ha allertato anche i sanitari, ma il giovane non è stato definito un paziente psichiatrico, anzi è stato ritenuto in grado di intendere e di volere e per questo nessuna istituzione è titolata per strapparlo a questa vita. Una situazione difficile anche per i condomini che per il primo periodo si sono adoperati per portargli cibo e coperte. Loro stesse si meravigliano che nessuna istituzione intervenga. Io dico che tutte le istituzioni sono intervenute, ma cosa possono fare? È una domanda che me la faccio anche adesso, cos'è che si può fare? Un ragazzo che sembra senza origini, senza identità, ma che potrebbe così aver consapevolmente scelto di vivere in queste condizioni. Se non è psichiatrico, quindi se non si può togliere un'ipotetica capacità di intendere e di volere, se non vuole farsi aiutare, seppur aiutato rifiuta l'aiuto e se ne va da dov'è, è un caso del tutto particolare e assolutamente intrattabile.
Un invito a vivere l'estate come un tempo della Chiesa, nel lavoro e nel riposo. Prendiamoci cura gli uni degli altri, tutti insieme, dei più deboli, dei più fragili, perché nessuno debba rimanere indietro. Lo rivolge il Vescovo Michele a tutti i fedeli della diocesi in una lettera per il tempo estivo che si apre, ricordando quanto abbiamo vissuto in questi mesi, tra dolore, sofferenza, silenzio e poi la cura e l'impegno quotidiano di tantissime persone. Il Vescovo coglie l'occasione per invitare alla riflessione sul tempo trascorso, sulle vicende che ci hanno toccato, a non dimenticare, lo fa proponendo un tempo di ascolto reciproco e di racconto. Adesso vi facciamo vedere la ciliegia da record. È andato il nostro Nicola Marcato. La bilancia segna 24,9 grammi, è questa la ciliegia più grande del mondo. Il frutto dei record appartiene ad una varietà recente, la Sweet Saretta. Grande come un'albicocca, supera di gran lunga il primato assegnato a una ciliegia cilena. È stata senza dubbio un'emozione, perché non ci aspettavamo di trovare delle ciliegie di certi calibri. Ci attestavamo più o meno dai 15 ai 20-21 grammi di peso e dai 3 centimetri di diametro, però questa ciliegia ci ha veramente stupito e l'abbiamo vista subito ad occhio nudo. E poi una volta pesata abbiamo scoperto che era effettivamente grandissima e quindi abbiamo detto cavolo, guardiamo quanto è il record. E da lì abbiamo scoperto di averlo superato, quindi abbiamo detto dai, anche una soddisfazione per l'azienda, insomma. A raccoglierla per prima dall'albero, emozionata e stupita, è stata Selene. Appena raccolta è stata subito una grandissima emozione e per le sue dimensioni poi ho capito che era una ciliegia da record. Da 4 anni nell'azienda di paese i fratelli Sebastiano e Selene Zanoni, 25 anni lui, 22 lei, hanno dedicato questo ettaro di terra alla coltivazione dei ciliegi. Poco meno di 400 piante in un impianto all'avanguardia in grado di proteggere il frutteto dal maltempo e dagli insetti infestanti. E abbiamo dei teli antigrandine, dei teli antipioggia e delle reti antinsetto, appunto per evitare i trattamenti ed evitare l'azione della pioggia di cracking della ciliegia e di rovinare ovviamente la pezzatura. Però con questi teli ne aumenta anche il diametro, il peso, le qualità, la presenza dello zucchero. La ciliegia non ha ottenuto la certificazione per entrare nel libro dei record. Forse l'anno prossimo lo potremo fare, ha detto Sebastiano, così ridaremo all'Italia questo primato già detenuto in precedenza. Innanzitutto, una volta raccolta la ciliegia perde circa 1 grammo al giorno e una volta fatta la domanda i giudici sarebbero venuti fuori a controllare nel raggio di 5 giorni, quindi avrebbe perso di sicuro il primato. Ci dispiace un po' per non aver ottenuto la certificazione, però dai, prossimo anno punteremo di sicuro a questo record. Ora vi facciamo vedere le immagini del salvataggio di alcuni anatroccoli da parte dei Vigili del Fuoco in via Santa Bona Nuova a Treviso. Anatroccoli rimasti incastrati all'interno di alcuni scarichi dell'acqua. Parecchi passanti incuriositi sono rimasti a seguire questo intervento terminato con il salvataggio degli anatroccoli, un po' disorientati e impauriti, ma insomma comunque in buone condizioni. Ed ora le notizie dal Bellunese. Ponte Masse di nuovo transitabile dopo i lavori di sistemazione dei danni causati dalla tempesta Vaia. Il manufatto che collega i comuni di Sedico e Sospirolo è rimesso totalmente a nuovo ed ora anche i pedoni vi possono transitare in sicurezza. Sono immagini che difficilmente si dimenticano. Ponte Masse sopra il Cordevole fra i comuni di Sedico e Sospirolo il giorno dopo la tremenda notte di Vaia, infilzato dai tronchi portati a valle dalla furia dell'acqua che si era alzata fino a lambirlo. Se lo ricorda quella notte? Sì, io abito qua al Peron, me la ricordo. L'inferno. Ed eccolo oggi il nuovo ponte rimesso a nuovo e aperto al transito con 10 giorni d'anticipo rispetto al cronoprogramma, un intervento molto importante per le comunità. Era un manufatto di dimensioni ridotte che è stato ampliato e che ora presenta una carreggiata a norma larga 7,5 metri, con nuove barriere stradali e una passerella ciclopedonale di 2 metri che consente l'attraversamento del Cordevole in sicurezza. Bello, anche pedonale che prima bisognava camminare
insomma adesso meglio così. Ripristinato l'argine che ricorderete completamente devastato dalla furia della tempesta Vaia e risistemato, consolidato il ponte qui a Mas di Sedico che il giorno dopo la tremenda notte di Vaia era totalmente invaso da tronchi portati dal cordevole. Il lavoro ha consistito innanzitutto in un consolidamento del ponte, un ponte ad arco di inizi del Novecento, quindi abbiamo consolidato la volta dell'arco con delle iniezioni, abbiamo consolidato le murature e dopodiché abbiamo realizzato un impalcato nuovo. L'intervento ha un finanziamento di 800.000 euro, la soddisfazione e la gratitudine del sindaco di Sospirolo. Per noi già il poter transitare di nuovo qua è una bellissima vittoria. Noi metteremo a posto, grazie a un finanziamento sempre della Regione, tutto il lato destro del cordevole, quindi tutta questa zona sarà rigenerata nell'arco di 1 anno e mezzo. Quindi... Assemblea annuale dell'ANA di Belluno, avvicendamento al vertice. Angelo Dal Borgo, dopo 3 mandati, cede il suo zaino al vicario Lino De Pra. Il bilancio annuale segnato soprattutto dall'impegno dei volontari della protezione civile nel post-Vaia. L'alzabandiera, l'onore ai caduti, rituali della storia delle penne nere, orgoglio e vanto di una provincia che continua a distinguersi a livello nazionale grazie alle energie messe a disposizione senza risparmiarsi mai. L'ANA di Belluno ha celebrato la sua assemblea annuale dopo i rinvii causati da Covid. Al Palasport de Mas l'appuntamento ha riunito i delegati dei 44 gruppi appartenenti alla sezione. È stata l'ultima assemblea del presidente Angelo Dal Borgo che ha ceduto il suo zaino al vicario Lino De Pra. Ma è una fortissima emozione veramente, perché diciamo che non me lo sarei mai aspettato di arrivare a questo punto. De Pra prende in mano una sezione in salute che conta su quasi 6.500 soci, tra i quali un gran numero di volontari della protezione civile che nel corso del 2019 si sono contraddistinti nell'opera per la rinascita della provincia nel post-Vaia. La Protezione Civile del Veneto, le 498 organizzazioni hanno sviluppato oltre 120.000 giornate uomo, cioè più di 1 milione di ore regalate alla collettività. All'interno di queste 498 organizzazioni spicca l'Associazione Nazionale Alpini, terzo raggruppamento, e all'interno del terzo raggruppamento l'Associazione Nazionale Alpini Belluno. Quindi un grandissimo ringraziamento, perché ancora una volta, nonostante si stesse combattendo una emergenza sanitaria, ma la Protezione Civile e gli alpini hanno risposto immediatamente all'appello. Ho avuto la fortuna, ha detto il presidente uscente, di chiudere il mandato nel centenario della nostra associazione e a chi mi seguirà lascio il compito di continuare con successo questa meravigliosa avventura. Il mio programma futuro si baserà più che altro su quello che è il futuro associativo, nel senso che un'associazione così deve rimanere nel tempo e nel territorio, e di conseguenza questo sarà l'obiettivo che assieme a un consiglio unito noi porteremo avanti. Siamo alla rubrica dedicata ai bambini, vi facciamo vedere questa sera le immagini di Kevin, Francesco, Noemi, Carmen, Anna, Matilde, Viola da Breda, Nicola e Sara da Zenzon e Tommaso e Rachele ancora da Breda. Continuate a mandarci i vostri video, utilizzate il telefonino in orizzontale, li potete inviare a questo numero 351 17 553 40. Ed ora siamo alle previsioni del tempo e dopo di noi ancora un'oretta per stare insieme con l'edizione straordinaria di Antena 3. Arrivederci.
Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. L'alta pressione delle Azzorre accarezza il nostro territorio, ecco che ci attende una domenica tipicamente estiva. Il dettaglio dunque del 21 giugno. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole, su tutta la nostra regione infatti sarà asciutto e stabile, il cielo sarà al massimo velato. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature in aumento, ma comunque sempre nella media stagionale, minime tra i 15 e i 19 gradi, massime invece tra i 26 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo con cielo sereno e senza precipitazioni associate. Temperature minime fino a 18 gradi, massime sui 27 gradi. Non cambia di molto la situazione anche sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata caratterizzata dalla presenza del sole, solo con qualche annuvolamento ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime invece fino ai 27 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.